essere presenti stasera e iniziamo con una serata particolare. Election Day in USA. Dal politologo Federico Zuliani un commento. Sì, queste sono elezioni un po' particolari. Qualcuno ha detto sono le peggiori elezioni che gli Stati Uniti abbiano mai affrontato. Di certo i due candidati, ognuno per motivi diversi, sono un po' invisi alla popolazione, però il gioco delle primarie spietato ha portato a questa sfida tra odiati, tra Donald Trump e Hillary Clinton, e alla fine la scelta sarà tra il meno peggio o tra colui che potrà veramente rappresentare il cambiamento che l'America richiede. Elezioni molto particolari perché, insomma, che sappiate tutti, i candidati in campo sono molto chiacchierati, molto contestati, uno per una cosa o per un'altra, ma questi sono arrivati al dunque e questi si giocano la guida del paese più importante al mondo. È il primo degli incontri della Cultura Lega della nuova stagione 2016-2017. Altri incontri verranno fatti, cosa ne pensa? Tutte le iniziative culturali hanno una loro dignità e fanno bene alla città di Legnago, indipendentemente da chi le promuove, quindi io direi che il mio consiglio alle persone è di non concentrarsi troppo sul marchio, ma a guardare la qualità degli incontri. Adesso io non parlo del mio perché non sarebbe elegante, ma vi assicuro che gli altri che ho visto in calendario valgono la pena. Particolari per due partiti, quello repubblicano e quello democratico, che candidano rispettivamente Donald Trump e Hillary Clinton, due figure diversissime tra loro. Donald Trump è un imprenditore di vari ambiti, il suo settore è quello immobiliare, però lui non ha problemi a mettere che ha fatto anche lo speculatore, anzi quando gli è stato posto il problema gli ha detto giustamente io ho usato le leggi che c'erano. Hillary Clinton invece figura molto più da establishment. È la moglie dell'ex presidente Clinton, è stata segretario di Stato, cioè ministro degli esteri nel primo mandato di Obama. Questa sera inizia un nuovo ciclo di incontri presso la sede della Lega Nord di Legnago. Sì, questa sera è iniziata la prima serata della rassegna alla Cultura Lega. Sono previsti 2 appuntamenti mensili e si spazia dalla storia veneta, dalla cultura e dai temi delle attualità.